Il libro si intitola Vaillant, la fine di un'epoca. È un'opera molto complessa che non comprende solo il libro ma anche una musica ed un video. E il libro è corredato da delle foto e da un testo narrativo. Con quest'opera ho cercato di suscitare nel lettore quei sentimenti che vanno in profondità e cercano di capire veramente cosa le persone hanno provato nel momento in cui è accaduta questa tragedia. Ho cercato di tralasciare tutto quell'aspetto razionale che riguarda i numeri della tragedia che già tutti conoscono, per andare a suscitare i sentimenti profondi che riguardano il rapporto tra l'uomo e la natura e la perdita di tutto ciò che si ha nel momento in cui accade un evento di queste proporzioni. Come è nata l'idea di questo libro e soprattutto perché abbinare musica, video e fotografie? L'idea di questo video è nata partendo dalla musica. La musica è arrivata così in un momento in cui stavo componendo un brano musicale. Le prime note mi hanno subito evocato le immagini di questa tragedia e quindi da lì sono partito per sviluppare appunto un progetto di più ampio respiro. Eh, Queste immagini, quali sono quelle secondo te più significative? Ci sono stati dei momenti in cui mentre scattavi queste foto, magari qualche scenario ti ha preso di più? diciamo che andando continuamente sempre negli stessi luoghi, un po' alla volta si creano delle relazioni tra le varie parti del paesaggio che tu stai osservando e quindi si accostano, diciamo, delle situazioni che apparentemente possono sembrare distanti tra loro, ma in realtà dialogano creando contrasti e generando appunto quei sentimenti che io andavo a cercare proprio per far capire esattamente cosa è successo in quel periodo. C'è un messaggio che il libro, in generale questo progetto, vuole lanciare? Il messaggio è che l'uomo deve cercare di avere più rispetto della natura e più rispetto del prossimo. Quando ognuno di noi prende delle decisioni, sa che può essere in quel momento attore della storia e può condizionare persone che non hanno la possibilità di prendere una decisione e che quindi sono costrette a subire il corso della storia. Ecco, noi come esseri umani siamo legati uno all'altro e dobbiamo avere rispetto per tutti gli esseri viventi e quindi dobbiamo sapere qual è il peso delle nostre azioni. Questo libro lancia anche un messaggio per quanto riguarda le diverse espressioni artistiche, tipo vediamo la scrittura che dialoga con le immagini, che dialogano con la musica e con il video, quindi può essere anche un messaggio insomma, di dialogo tra diverse forme di espressione. Sì, le forme di espressione in quest'opera sono differenti, proprio perché differenti sono i diversi punti di vista da cui si può analizzare l'accaduto e ogni punto di vista fornisce dei particolari che aiutano a completare la visione d'insieme. Per questo, usando la commistione di diversi elementi espressivi, ritengo che l'idea originale da cui sono partito possa giungere in maniera completa al fruitore dell'opera. E per concludere, perché Vaillant? Come è nato questo avvicinamento a un tema così doloroso? Ma il primo ricordo che ho di quando sono andato sul Vajont è stato con mio nonno, avevo circa 6-7 anni e sul momento la sproporzione dell'evento mi è sembrata grande, ma non avevo compreso pienamente ciò che era accaduto. Nel corso degli anni poi ho sviluppato appunto questa necessità di raccontare un pezzo di storia del posto in cui sono nato e, e ho cercato quindi di valorizzare dal punto di vista artistico quanto accaduto.